A 2 settimane dal suono della prima campanella, le famiglie sono alle prese con gli acquisti per la scuola. Si parte dai libri. Se alle elementari i libri sono forniti, dalle medie in su si cambia marcia e allora si spendono circa 230 euro per un figlio in prima media, 110 se il figlio va in seconda. Per le superiori le cifre variano ma oscillano tra i 300-350 euro fino anche ai 500 euro se si inizia il percorso di studi con aumenti di anno in anno. Gli aumenti sono decisi e calmierati dal Ministero dell'Istruzione, insieme naturalmente con gli editori e sinceramente parlando ci sono dei tetti di spesa e le scuole devono rispettare questi tetti di spesa, qualcuno sì, poi li sfora, ma li sfora con i testi, diciamo quelli non obbligatori ma quelli facoltativi. Pochi margini di sconto per le cartolerie, spiega Berti. Noi al massimo abbiamo una media del 12%. Noi riusciamo a fare un 8% sui libri, però per aiutare e compensare diciamo, questo inconveniente facciamo per tutto il periodo scolastico il 25% di sconto incondizionato su tutto il corredo scolastico. Ed è proprio sulla cancelleria che i rincari si sono fatti più sentire, in particolare sugli articoli prodotti con la carta. Sui quaderni ci sono stati sui pacchi da 10 i 20 centesimi che se andiamo a vedere bene sul quaderno sono 2 centesimi. Quello che più che altro è rincarato diciamo, è il materiale tecnico, piuttosto l'album, piuttosto che fra virgolette, il compasso, piuttosto che la stecca, dove gli aumenti l'incidenza degli aumenti si sono fatti un po' più sentire. Dopo le sperimentazioni fallimentari decisamente contrarie alla formula kit scuola, la categoria. Che è stato fatto e accantonato, è stato provato per 2 anni, mettendo uno zainetto non di marca e materiale naturalmente non di marca, e quando lo proponevi alla gente che chiedeva, la gente lo metteva da parte e preferiva acquistare come al solito lo zaino di marca perché il bambino dello zaino neutro senza niente non ne voleva proprio sapere. Quindi non vale neanche la pena. No, perché alla fine si parla, ma alla fine tutti cadiamo sullo zaino di marca.